ritrovate amiche e amici dell'atletica. La bandiera tricolore ha sventolato domenica per salutare l'appuntamento con il trofeo Val Meduna, valido per il campionato italiano master di corsa in montagna. A Meduno al via c'erano 315 iscritti, 108 donne, di 65 società provenienti da 22 province, che ci sono sfidati lungo i 9 km e 2 con un dislivello di 550 metri con partenza e arrivo a Palazzo Colossis. È stato l'atto finale di una 3 giorni ricca di eventi collaterali che erano iniziati venerdì con il trofeo Kids e sabato con il trofeo Vertical, con l'arrivo in cima al Monte Valinis e vittoria di Andrea Moreton, atletica Aviano, e Irene Palazzi, podisti Cordenons. Prima del via della gara, suddivisa in 3 batterie, c'è stato un minuto di silenzio in memoria di Attilio Roseano, storico runner e dirigente dell'Atletica San Martino, mancato domenica scorsa. Questi neocampioni e campionesse di categoria Master, 35 anni, Gabriele Del Longo, gruppo Marciatori Calalzo, e Chiara Bonassi, Atletica Paratico. 40 Fabio Ruga, Lare Castello Radici Group, e Monica Vagni, Atletica Paratico. 45 Moreno Giulio Dalmasso, podistica Buschese, e Angela Serena, Atletica Montichiari. 50 Andrea Moreton, Atletica Aviano, e Stefania Satini, Dolomiti Belluno. 55 Roberto Pedroncelli, Santi Nuova Olonio, e Nives Carobbio, Atletica Paratico. 60 Franco Torresani, Atletica Paratico, ed Elisa Pelliccioli, Atletica di Lumezzane. 65 Pier Alberto Tassi, Atletica di Lumezzane, e Iole Ronchi, Atletica Paratico. 70 Pierino Barbonetti, runner Chieti, e Anna Maria Galbani, Atletica Abbiategrasso. 75 Duilio Volpini, GS Morbegno, ed Eugenia Del Barba, Atletica Paratico. 80 Vittorio Bertazzoli, Atletica Paratico. L'Atletica Paratico di Brescia si è aggiudicata i titoli italiani di società sia tra gli uomini che tra le donne. Buon secondo posto in campo femminile per l'Atletica Aviano, mentre tra i maschi è salita sul podio terza la Polisportiva Montereale. Abbiamo raccolto alcune impressioni di atleti ed atlete al traguardo. Tra di loro anche il già campione mondiale di corsa in montagna Don Franco Torresani, classe 1962 e consulente spirituale a Trento. Era rientrato dai tricolori in pista di Grosseto e sabato aveva ufficiato 2 riti religiosi e 2 funerali. Poi nella notte ha imboccato la strada per Meduno, un'autentica forza della natura. Sentiamo lui e poi gli altri. Sono ormai passati 30 anni da quando venivo qui in Friuli, dove trovo sempre un'organizzazione molto professionale. Venivo qui per le convocazioni dei campionati mondiali assoluti con la nazionale. Comunque, anche se vecchiotto, ho voluto venire ugualmente. Ero reduce venerdì sera dai 5.000 in pista dei campionati italiani master a Grosseto, le fatiche, anche la gara dove tra l'altro ho anche vinto. Pensavo quasi di non farcela replicare con il titolo italiano anche di montagna. Contento così, ma soprattutto sono venuto per la società, per quella straordinaria società che è l'Atletica Paratico, guidata da un presidente come Ezio Dengattini, una figura meravigliosa, e poi in particolare per onorare la memoria di Attilio, un mio coscritto, carissimo amico con cui abbiamo condiviso anche gli europei master di Grosseto qualche giorno fa, che ci ha lasciati, che non ce l'ha fatta salire verso il traguardo più importante della vita. Ma in questo momento dal cielo, oggi è la festa anche della Santissima Trinità, della famiglia del cielo, certamente ci aiuta ad andare avanti a superare non soltanto le fatiche dei sentieri dei nostri monti, ma le fatiche soprattutto del vivere quotidiano. Gara che sapevo dura perché soffro il caldo, vengo dal Cadore, quindi abituato a ben altre temperature. Poi inizio non proprio mio perché piano, quindi sono partiti forti. Poi ho iniziato la salita, che è un po' il mio pane. Sono andato insieme a un altro ragazzo, poi ho mollato leggermente fine della prima salita, poi è migliorata un attimo, la discesa ho recuperato un po' di terreno, ho vinto la categoria un po' anche a sorpresa, visto che ho cominciato a correre da qualche anno, quindi sono felicissimo, è giornata perfetta di sole, organizzazione ottima e niente, adesso basta festeggiare. Stupenda giornata,
pubblico meraviglioso, il percorso andava bene. Peccato essere un po' vecchio, 20-30 anni fa mi divertivo su questi percorsi qua, però mi sto divertendo ancora. Come dicevo, il percorso, gli organizzatori hanno trovato un vero percorso di corsa in montagna, quelli che hanno sempre piaciuto a me. Spero che continuino così, un bocca al lupo a tutti quanti e bravi a tutti quanti. Sono soddisfatto, percorso molto bello, preparato bene, c'è di tutto, salita dura, corribile, discesa, piano, tutto. Giornata stupenda, è andato tutto bene, sono soddisfatto di questa gara qua. Vengo dalla provincia di Cuneo, precisamente dalla Podistica Valle Varaita, la zona dove c'è il Monviso. Oggi abbiamo fatto questa trasferta qua in Friuli a vedere dei posti nuovi e provare a mettersi in gioco con i pari età. Ho fatto terzo negli M35, percorso molto bello, sicuramente non abbiamo patito il freddo, ma il percorso nei boschi era ben preparato. Salita tecnica, discesa tecnica, anche dei buoni saliscendi in mezzo, una buonissima organizzazione e un bel rettilineo d'arrivo degno delle grandi gare. Siamo partiti un po' forte, però poi ho preso il mio ritmo in salita, ho scollinato seconda dietro Monica Vagno e poi in discesa ho cercato di dare il massimo visto che sono una discesista e dedico questa vittoria al mio papà che è morto e al mio allenatore Giovanni Baroni che mi segue quotidianamente e grazie alla mia famiglia. Questa gara è stata bellissima, ho partecipato sia venerdì con mio figlio Nicolò alla corsa Kids e ieri al Vertical e oggi bellissima questa corsa, un po' scivoloso in alcuni punti, ieri, nel tratto che ho fatto ieri insomma acqua non ce n'era, oggi sì, e complimenti al gruppo che ha organizzato a San Martino, grazie davvero di cuore e Attilio guardaci da lassù. Gara bellissima, percorso splendido, peccato essere vecchiette che ormai la fatica si sente di più, però bello, un bel giro, complimenti all'organizzazione e alle atlete che sono arrivate davanti che oggi erano imprendibili, bravi tutti. Volevo dedicare la gara che ho fatto oggi a mia figlia Colle Deborah, morta 6 mesi fa in un incidente stradale, perché oggi sono 6 mesi e il mio angelo mi manca tantissimo e per lei ho fatto la gara. Grazie tantissime. Per incontrare gli organizzatori era arrivato a Meduno lo sloveno Tomo Sarf, presidente della Federazione Mondiale di Corsa in Montagna, mentre la FIDAL era rappresentata dal consigliere nazionale Gianfranco Lucchi. Erano accompagnati dal sanvitese Giovanni Tracanelli, vicepresidente della Federazione Europea Master di Atletica, con un passato da mezzofondista. Presente anche il presidente della FIDAL regionale Massimo Di Giorgio. L'evento è stato un ulteriore test per l'Atletica San Martino, che ha organizzato i campionati assieme alla polisportiva Val Meduna in vista dei mondiali master di corsa in montagna del 2025, di cui vi proporremo l'intervista con il presidente della Federazione Mondiale di Corsa in Montagna nella prossima puntata. Quest'autunno presenteremo la candidatura per organizzarli, ha detto Franco Cristofoli, presidente dell'Atletica San Martino, forti dell'esperienza degli europei di corsa in montagna a tramonti di sotto a settembre 2021. Stanco ma soddisfatto anche Paolo Borsoi, presidente del comitato organizzatore, per i lusinghieri apprezzamenti ricevuti. Il 33esimo giro podistico di Montereale Valcellina, quinta prova di Coppa Provincia di Pordenone, è stata una delle numerose iniziative della 5 giorni di festa e sport. 200 runner al via, più un centinaio di partecipanti delle categorie giovanili, hanno trovato la degna accoglienza nella locale polisportiva presieduta da Walter Alzetta. Percorso in 2 tornate per un totale di 7 km e successo rosa di Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli 26 e 18 davanti alla compagna Ilaria Novelli 27 e 47 e ad Erika Bagatin maratonina udinese 27 e 56. All'arrivo abbiamo raccolto alcune impressioni a caldo. Sentiamo. La gara è andata molto bene, è stata una gara in solitaria la mia, e il percorso abbastanza altalenante, ma dopo tutto siamo a Montereale, però bellissimo. Tifo tanto, molto dura, molto difficile, però è andata molto molto bene, sono contenta. Sono felicissimo perché per la prima volta vinco la categoria qui a Montereale a casa mia
E dedico questa vittoria innanzitutto a tutti gli amici della Polisportiva Montreale, che sono degli amici fantastici. Squadra favolosa e che mi ha aiutato a fare 40 anni di carriera e continuare ancora. Un grande abbraccio anche ai miei rivali, in particolare a Tiziano che ci ha provato fino in fondo, ma si sono uscite, ma è stata dura. Mi dispiace che Claudio Martini non c'è, perché è bello combattere con loro, ma ci saranno altre occasioni. Con mia figlia è una carica incredibile, però lei è forte, io insomma vabbè. Fa caldo, si vede, vero? Però ci tenevo ad essere qui, sono particolarmente legata a questa gara, alla società organizzatrice che poi fa parte della Polisportiva Montereale. Io qui ho iniziato a giocare a rugby tantissimi anni fa e quindi è come correre in casa per me. Percorso bellissimo, nuovo, veloce, entusiasmante, grazie, sono contenta. Percorso rettilineo, molto caldo. Complimenti alle premiate che ho visto sfrecciare nonostante le temperature, ma d'altronde loro meritano perché si allenano per questi obiettivi. Tra i maschi il primo posto è stato assegnato a Techetel Martinuzzi, anche lui dell'Atletica Bruniera Friuli Tagli, accreditato nello stesso tempo 22:39 di Alessandro Gasparotto, secondo. Terzo un altro atleta del team di Ezio Rover, Marco Fucci, in 22:55. Ecco i vincitori e vincitrici di categoria. Junior Giuliano Benier, Bruniera Friuli Tagli. Promesse Techetel Martinuzzi, Bruniera Friuli Tagli. Senior Glenda Basei e Marco Fucci, Bruniera Friuli Tagli. 35 Chiara Moretto, Atletica 2000 e Matteo Redolfi, Atletica Aviano. 40 Irene Palazzi, podisti Cordenons e Luigi Nonesso, Bruniera Friuli Tagli. 45 Erika Bagatin, maratonina udinese e Luigi Muciaccia, Bruniera Friuli Tagli. 50 Laura Castellani, Bruniera Friuli Tagli e Federico Pivetta, Polisportiva Montereale. 55 Cristina Viotto, scuola di maratona Vittorio Veneto e Giovanni Chiarotto, podisti Cordenon. 60 Fioretta Nadali, Bruniera Friuli Tagli ed Andrea Basei, Atletica San Martino. 65 Liliana Pessot, Liberta Sporcia e Costante Rado, Nuova Atletica Tre Comuni Treviso. 70 Rossella Violla, Atletica Aviano ed Ennio Zampieri, Bruniera Friuli Tagli. 75 Oddo Salvadego, oggi in casacca Bruniera Friuli Tagli, che ci ha raccontato i motivi di una decisione sofferta. Sentiamolo. Dopo 32 anni di Atletica San Martino sono passato con gli avversari. E mi diverto, mi sto divertendo perché non hai più lavoro, sta dietro e via, corri per te, ecco. E quindi gli ultimi anni voglio farli così, cercare di fare il vero sport proprio. Nella mia categoria non ho problemi, il resto si sta in compagnia lo stesso, corro proprio, arrivo, trovo tutto a posto, tutto pronto, quello che prima non dovevo pensare a tutti, insomma. Questo mi ha portato al cambiamento di società. E con questa notizia noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per il fedele ascolto, arrivederci a lunedì prossimo.